un allenatore che magari individui per il futuro, non tanto per il Napoli, ma un profilo che ti piace, che ti ha impressionato in questi ultimi anni? Allora, ti dico, forse anche per il Napoli, per me. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Amici bellini, è un onore, un piacere portarvi un grande ospite sul canale quest'oggi l'avevate chiesto anche in passato. Signori, abbiamo Alesia, Ivan Alesia, faccio un nome così, benvenuto amico mio. Grazie mille, grazie dell'invito. Allora, questo invito viene perché io ho sempre adorato i tuoi video e la capacità di analisi, perché sappiamo che insomma YouTube è popolata, è una giungla popolata insomma da qualsiasi tipo di creator, però quello che fai tu è leggermente diverso e io lo apprezzo moltissimo e per questo dovevi esserci in questa rubrica che è Napoli e Serie A visti da Ivan. La Serie A si sta insomma delineando, almeno per quanto riguarda lo scudetto. Io credo che sia oramai fatta. Come la vedi tu? L'Inter se ne sta andando. Sì, sì, sicuramente, anche da qualche tempo, secondo me, l'Inter dimostrava proprio di essere un po' superiore e soprattutto più costante rispetto alle altre, avendo anche, come dire, dei principi di gioco ben fondati e essere una squadra proprio molto inquadrata. Quindi sì, secondo me l'Inter non la voglio gufare assolutamente, però è lì lì. Sì, e tu mi parli di principi di gioco e mi interessa moltissimo perché Conte, come altri allenatori, insomma, è stato un pochino attaccato per un calcio un pochino più speculare, magari non tanta proposizione, non tanto spettacolo, però sono dannatamente efficaci. Sì, io dico sempre che secondo me questo può essere da una parte un difetto, ma dall'altra anche una sicurezza per i giocatori, perché avere un'identità così ben precisa, no? Dove tutti sanno quello che devono fare, anche nei momenti di difficoltà hanno dei fondamenti su cui poggiarsi, è una cosa importante e secondo me questo è proprio stato il punto di forza anche nei momenti difficili dove magari la partita è un po' più tirata e avere queste solidità è importante. Poi ovviamente anche i giocatori sono giocatori di alto livello, quindi hanno fatto la differenza. Per me è importante, oltre insomma dei ruoli chiave, no, la struttura, la spina dorsale dell'Inter è quella che è, perché tra Andanovic, De Vrij, poi hai Lukaku come terminale, insomma è tanta roba. Però io intravedo anche nel sacrificio che hanno fatto giocatori come Perisic che si sono ritrovati terzini, non lo so, lo stesso Lautaro che quando deve fare il suo sacrificio lo fa. Credo che il lavoro di Conte sia stato importante anche sotto questo punto di vista, che credi? Sì, sì, no, sono d'accordissimo e secondo me l'esempio perfetto è un po' Eriksen, che è vero che magari non sta performando come ai tempi del Tottenham, però è stato Eriksen ad adattarsi all'idea di gioco di Conte più che il contrario, no? E sicuramente in fase di non possesso i due attaccanti fanno un lavoro importante, anche tutti gli altri giocatori vanno a strutturarsi nella propria metà campo e quello richiede comunque un'applicazione non da poco. Tu parlavi proprio di Perisic che fa il quinto, comunque lui ha doti offensivi, ha sempre giocato in avanti, però andarsi a schierare magari anche vicino alla linea difensiva in fase di non possesso è insomma un merito di Conte sicuramente. Verissimo. E mentre insomma la lotta per non retrocedere vede il Crotone quasi spacciato, Parma e Cagliari che potrebbero probabilmente risucchiare il Torino in questo finale, anche se il Torino ha fatto una buona prestazione con la Juve. Tu credi che abbia delle chance il Cagliari di ritirarsi il Torino nella lotta oppure se la possono cavare? Non è facile da dire, sicuramente sia Cagliari che Torino hanno due rose che non sono da lotta a Beh, retrocessione secondo me e quindi ritrovarsi lì significa che qualcosa è stato sbagliato e, nonostante comunque Di Francesco è un allenatore importante, a Cagliari non è riuscito a far bene, il Torino comunque con Giampaolo all'inizio ha avuto i suoi problemi, Giampaolo comunque è un allenatore che secondo me alla Sampdoria era molto valido, no? Solo che magari essendo troppo legati a alcuni principi di gioco poi non è riuscito a trasportarli in altre realtà. Quindi sarà sicuramente una lotta fino all'ultimo e secondo me Torino, Cagliari e Parma se la lotteranno fino all'ultimo.
E poi tu mi citi Giampaolo, io ho rivisto un mio vecchio video, era un Sampdoria-Napoli, c'era ancora Ancelotti e c'era Giampaolo alla Sampdoria, 3-0 per la Sampdoria. Ci distrussero completamente e io dissi nel mio video: Giampaolo legge la partita, ci blocca tutto quello che ci deve bloccare e porta avanti. È stato strano questo fallire di Giampaolo progressivamente, no? Sì, sì, è paradossale perché veramente la Sampdoria faceva vedere un calcio importante. È vero che lui giocando con il 4-3-1-2 aveva Torreira e Ramirez, che comunque erano due interpreti importanti lì in mezzo al campo, e riusciva comunque con le mezzali anche a coprire l'ampiezza e con i due attaccanti ad attaccare la profondità, a giocare fra le linee, eccetera. È ovvio che magari al Milan utilizzava Suso trequartista, era un po' fuori ruolo, non era abituato al suo calcio. Al Torino anche è sempre stato un po' abituato alla difesa a 3, ha dovuto cambiare. Sono situazioni che comunque si vanno a scontrare anche un po' con l'identità del club e le caratteristiche dei giocatori. Hai detto una cosa importantissima, l'identità del club. Sta riecheggiando questa cosa. Io mi sono studiato il Guardiola di City su Amazon Prime, poi ho guardato Mourinho con il Tottenham, ascolto le parole di Allegri. Quanto è importante identificarsi anche in una nuova realtà, perché non tutti i campioni o gli allenatori in grado riescono poi a far bene nelle varie società in cui vanno, è diverso. No, è vero. Io appunto anch'io ascoltando gli allenatori si sente tante volte questa cosa. Leggevo il libro di Ancelotti che diceva al Milan magari è sempre stato un dogma il 4-3-3 e ha avuto sempre un calcio spettacolo. Allegri poco tempo fa ha parlato dell'identità della Juve, del Milan, che sono due cose diverse. E insomma anche questo bisogna tenerne conto, perché alla fine ogni club ha la sua storia, ogni club è abituato in un certo modo e non è di certo un allenatore che arriva per 2 o 3 anni a poter snaturare appunto la natura del club, quindi sicuramente è importante. Ed è qui che io dovevo chiedere ad ADL qual è l'identità del Napoli e cosa vogliamo fare da grandi, perché tu l'hai visto in questi anni, no? Il Napoli è passato da Mazzarri poi a Benitez, poi si è tra virgolette tornati indietro con Sarri, però poi alla fine non è stato un ridimensionamento, è stato anzi una crescita incredibile. Dopodiché Ancelotti e poi si è scesi tra virgolette di nuovo con Gattuso in un allenatore giovane. Dove andremo a finire? Ti sei fatto un'idea su quale potrebbe essere il futuro del Napoli anche a livello di tecnico? Non è facile da dire. Sicuramente il Napoli di Sarri era una squadra fantastica e secondo me con Gattuso si è un pochino tornato su quei passi dove si cerca di dominare la partita, si cerca di avere il controllo, di giocare a metà campo avversaria, giocatori molto mobili, fluidi, e sinceramente per me Gattuso è un allenatore molto valido. Ora non so se rimarrà l'anno prossimo anche per altre circostanze, però quello che dicevi tu è assolutamente vero. Ci sono stati un po' di cambi che non sono stati lineari a livello tecnico di allenatore. Non saprei dirti ovviamente il futuro di quello che sceglierà De Laurentiis, però quello che ti posso dire è che secondo me Gattuso è un allenatore molto preparato e che comunque ha fatto vedere delle cose importanti. Poi ci sono ovviamente anche degli aspetti magari di ambiente, societari, eccetera, che non fanno performare al 100%, però a livello tecnico-tattico Gattuso mi piace molto. Vedi, è troppo importante avere anche una prospettiva esterna, no? Di chi non è afflitto dal tifo e dall'ansia anche del risultato e si guarda la partita e analizza certe cose. Ivan, per concludere e per ringraziarti, la lotta Champions in questo momento non si capisce niente, le squadre si stanno accorciando, i punti sono pochi, pare che chi lotti per la Champions può addirittura puntare al secondo posto in questo momento, perché il Milan è stato un po' risucchiato. Come la vedi? Mancano 9 partite, una decina di partite considerando i 2 recuperi, come la vedi? Cavolo, non è facile, è appassionante. Sicuramente il Milan dopo il campionato che ha fatto mi aspetto che rimanga là in zona Champions, perché comunque è una squadra sì giovane ma che ha dimostrato di essere all'altezza di quei posti.
e però effettivamente ci sono Atalanta, Juventus, Napoli stesso che comunque deve ancora recuperare la partita, che sono lì. È molto difficile, se la Juventus non arriva neanche in Champions è un grande fallimento secondo me, e l'Atalanta è una squadra fortissima che negli ultimi anni ha dimostrato un calcio più europeo che italiano, ma che sta performando moltissimo anche in Italia, quindi staremo a vedere, è una bella lotta. Un allenatore, per chiudere, veramente per chiudere, starei ore a parlare con te, un allenatore che magari individui per il futuro, non tanto per il Napoli, ma un profilo che ti piace, che ti ha impressionato in questi ultimi anni? Allora, ti dico, forse anche per il Napoli, per me è De Zerbi. De Zerbi è un allenatore molto bravo, che ha dei principi di gioco anche lui legati più al dominio della partita, perché se non sbaglio il Sassuolo è la squadra con più possesso palla in Serie A, che non è per forza un punto a favore, però è un'indicazione di quelle che sono le idee dell'allenatore. Oppure assieme a lui c'è Italiano, che allo Spezia sta facendo molto bene e che anche lui ha delle idee molto chiare, moderne, e che effettivamente anche a livello di risultati lo Spezia era dato per spacciato, ma si sta salvando egregiamente. Quindi questi due allenatori italiani secondo me sono due profili molto importanti. Io poi ti chiederò, qualora uno di questi venga scelto poi dal Napoli, un approfondimento specialmente sulla fase difensiva, perché Italiano non l'ho studiato abbastanza bene, ma le poche volte che ho visto De Zerbi sulla fase difensiva ho ancora dei dubbi, e non so se riguarda insomma le caratteristiche dei giocatori oppure se è proprio una di quelle fasi in cui lui deve ancora crescere, perché comunque è giovane. No, sicuramente ha nella fase di possesso una delle sue qualità migliori De Zerbi, no? E ha sempre questa cosa della costruzione dal basso di cui si parla tanto in questo momento, e poi ovvio che se una squadra attacca tanto ne trae dei vantaggi nella metà campo avversaria, però poi ha per forza di cose degli svantaggi nella sua metà campo. Se vuoi una volta ci mettiamo qua ad analizzare nel dettaglio tutto quello che fa De Zerbi, dai. Mi fa piacere. Vediamo se sarà De Zerbi il nostro focus o magari qualcun altro, perché si sono fatti tutti i nomi della Serie A e anche del campionato francese per il Napoli, visto che pare che Gattuso non voglia rinnovare a questo punto dopo tutto quello che è successo nell'ambiente. Rimaniamo con la speranza che possa andarsene, magari sbattendo la porta, con una speranza di questa qualificazione Champions in extremis, ma è dura. Vedremo, dai. Grazie mille Ivan, invito ovviamente, io sono convinto che molti dei miei seguaci che sono di questo stampo qui già ti seguono, ma chi non lo fosse iscrivetevi al canale di Alesia. Come viene il nome Alesia? Da dove? Allora, è una storia un po' particolare. Alesia è una città in Francia dove c'è stato una battaglia importante fra Giulio Cesare e i Galli, e da qua il parallelismo in cui ha fatto una strategia militare molto particolare, il parallelismo con la tattica calcistica. Strategia. Grazie infinite Ivan, alla prossima. Grazie a te Valerio, ci vediamo alla prossima. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.